Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Siamo in Bahrain, seconda tappa del mondiale, qualifying session Q1. Allora Fioi, le prove libere sono andate abbastanza bene. Allora, ho fatto il massimo nella finalizzazione circuito. 17esimo in qualifica, l'obiettivo era 19esimo, e invece quello delle gomme proprio non mi riesce ancora purtroppo. Adesso qua l'obiettivo mi danno un 24esimo, un 14esimo posto in qualifica, la vedo impossibile, è impossibile ragazzi. Comunque il bug, se è un bug, forse perché ho salvato e ho giocato il giorno dopo, forse per quello. Il bug delle qualifiche, se no, boh, sono penalità, perché anche nella Formula 1 reale, quando un pilota prende una penalità, magari ha un tempo migliore dell'altro, la vedi in griglia, diciamo quello più lento con un tempo più alto, però davanti a quello con la penalità. Vabbè, insomma, avete capito, dai. Vabbè, acceleriamo un attimo, come sempre. Chiaramente non voglio qualificarmi ultimo, ecco, questo è poco ma sicuro. Però sicuramente io faccio molta più fatica in qualifica. È arrivato il pezzo del motore, vediamo un po' se è veramente qua, si vede se è migliorato. Adesso conta, vai, ok, perfetto. Qualifying session Q1. Beh, in Q2 non ce ne andiamo neanche per sbaglio. Dai ragazzi, dopo il meraviglioso quinto posto in Australia, misce la grassa e si vola. Guarda che belli però gli effetti in qualifica del tramonto nel deserto. Fioi, noi che andiamo almeno non ultimo, questo è l'obiettivo. Dai piccolo qui. Tanto Nicolino Rosberg ha la pole position provvisoria. C'è la pole position, scusate, il primo posto provvisorio in Q1, la pole position. Mi sono abituato a fare un tentativo a fare solo le qualificazioni breve, ero abituato. Questo è il punto sfavorito di Veneziano, purtroppo. Vogliamo portare la Renault a grandi livelli, come ha fatto Alonso, che addirittura ha vinto 2 titoli mondiali. E dopo non ha vinto con la McLaren, la Ferrari, pazzesco. Sono le cose un po' strane della vita. Non sembra un giro schifosissimo, bisogna capire. Iniziamo a riprendere la scia qua del porco, della Sauber. Ok, non perdo neanche tempo, per fortuna. E vediamo. L'ultimo tempo sul giro ti porta in sesta, hai conquistato la sesta posizione. Ma come la sesta? Torno al garage. Sì, quanti mancano però, perché c'è impossibile. Allora. Cazzo. Catroia? Che giro di veneziano, signori. Che giro. Catroia. Addirittura nel settore 1 migliore assoluto. Sì, Hamilton, vabbè, fa il figo, no? Con le soft, vabbè. Signori, voliamo in Q2. Non so come. Io sono sempre esperto, eh. Ok. Settimo. Deve essere che si sono tenuti, forse. Mamma mia, che qualifica che ho fatto. Cioè, non me l'aspettavo proprio. In realtà ho visto che era un bel giro, però. Ok.
Potremmo fare anche l'obiettivo scuderia, cazzo, che è il 14° posto. Signori, che cume. Meteo sempre così. Il miglioramento del motore, fiori. Beh, non ho mai giocato a Leggenda nella mia vita, perché Leggenda è l'ultimo livello fondamentalmente definitivo, è qualcosa probabilmente di maestoso che non lo so. Però Leggenda in tutti i giochi normali è a livello massimo. Allora, grandissimo Q1 di veneziano. Perché l'obiettivo non è l'obiettivo in realtà. È già raggiunto. Teoricamente, sì sì. Vai. Il Cume vuole stupire il mondo, signori. Presa non benissimo. So di fare solo un tentativo, teoricamente. Cioè andare a fare i tentativi mi sembra un po' ridicolo. Ora consumare come è andato l'obiettivo, l'ho raggiunto. Se va, va. Se no, amen. Questa l'ho presa non benissimo. Qua ho fatto il tempo. L'ho presa bene, stavolta un po' meno. Comunque è veramente un Cume in grandissimo sport. Porco, perché il Cume è un po' porco, sì. Ve lo giuro, dopo la qualifica in Australia ero molto nervoso, cazzo, no, con questo gioco. Che Valentino Rossi dei Game è un po' deluso, non lo so. Non lo so, forse ero troppo gasato perché aspettavo F1. Però, boh. La milestone deve cambiare un po', secondo me. Finalmente la Codemaster si è decisa. Ah, questo è un errore che non dovevo fare. Sicuramente non sono tra i primi 10, questo è poco ma sicuro, insomma. Ah no, i coglioni, non ho ancora l'obiettivo scuderia. Giusto. Che cretino che sono, sì, infatti, cioè, non rimangono 14 macchine. Giro record di Hamilton. Ottavi. Per sicurezza ne faccio un altro, dai. Però vado male. 2, 3. Ci vediamo alla prossima curva. Però abbiamo già 4 decimi di ritardo. Un buon Cume veramente. No, niente di buono, niente di buono. Torniamo al garage. Torniamo al garage. Siamo noni, cacchius. Acceleriamo il tempo. Vediamo se teniamo. Andiamo se vogliamo nel Q3, cazzo, siamo vicinissimi. Catroia, che Cume. Sì, cazzo, e siamo nel Q3. Mamma mia. Leggenda come indiana, fiori. Per i miei standard va veramente bene. Ok. Allora. Aspetta un attimo. Assetto. L'assetto del porco. Allora. 11 di usura. Cazzo. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. 11 e 11. Durata, vabbè. Ne ho uno così e uno così. Ok. Sono uguali, non cambia nulla. Allora, info sessione. Ok. Andiamo. Vediamo, obiettivo raggiunto, ottavo, cioè mal che vada, 10° posto. Provo ad andare a tutta, vado al buio pieno.
Però il casco devo cambiare, cioè, se lo cambio il casco, perché qua forse si vede tutto nero, cazzo, qua. Ok, miscela grassa e spingiamo a cannone. Non così, magari, grazie. Ok. Vai Cube, provaci. Non capisco Melbourne allora, però. Oh. No, sbagliata in piena proprio. No, niente, però un giro lo voglio fare, almeno non voglio fanculo anche l'usura gomme. Lo voglio sempre provare, non si sa mai. Certo che sboccio, devi partire decimi e così te lo godi proprio. Brutto giro questo però, brutto giro. Peggiore dei tre. Sente ancora la pressione veneziana purtroppo. Questa presa non bene. Vabbè, ok. Abbiamo visto il punto un po' debole. Questa curva. Vabbè, la curva. La curva del giro, diciamo quella che ti dà la possibilità di fare un bel giro se la fai bene. Non mi ricordo mai a che punto è il numero. Vabbè, questo giro ce lo siamo fatti, va bene, dai. 10° posto. Torno al garage. Sono molto soddisfatto, Fi. Decimo posto, vabbè, ho fatto l'ultimo giro veramente di merda. Diamo un'occhiata alle prime tre vetture. Vettel, Rosberg e Daniel Ricciardo. Sebastiano, Hamilton quinto, bene che c'è una varietà insomma delle scuderie, perfetto, bravi cazzo. E non vedo l'ora di poter fare il 50%, che è quello l'obiettivo ragazzi, così hai più possibilità di incidenti, di cazzate varie. Bene, bene, dai, adesso in gara possiamo puntare ancora ai punti perché adesso facciamo anche lo sviluppo. Sì. 608, perfetto. Ciao Joylon, ciao bello. Sto massacrando Joylon adesso. Ciao Joylon, ciao. Ok. Attenzione, qua rischiamo di entrare anche i primi piloti. Ascoltiamo il puttanone di Emma. Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. 12° sconfigge Joylon, ok. Computer. Il computer, allora. Indicatore sviluppo, vai. Sì. Peso telaio, assolutamente. Perfetto, perfettissimo. Ora sala di trofei, che bello, mi dà il quinto di Melbourne e per ogni stagione. Cioè, veramente, hanno fatto qualcosa veramente di importante. Complimenti alla Codemasters, mi sto divertendo a cannone. Raga, un saluto al comandante veneziano, si prospetta a Sakir una gara veramente, veramente interessante. Ciao!